Ben ritrovati dalla redazione. L'acqua del mare di Trieste ha raggiunto le temperature più elevate degli ultimi 28 anni. Tra il 14 e il 15 luglio ha sfiorato i 30 gradi e sta attestandosi intorno ai 29. Per pesare il dato basta ricordare le temperature rilevate dalla stazione di Trieste Molo Fratelli Bandiera nel luglio dello scorso anno, con l'acqua marina che nella prima decade misurava 24,5 gradi, 26,8 nella seconda e 26,3 nella terza. Già allora si rilevava fossero temperature di 1,5 gradi sopra la media, scorrendo i dati rilevati da ARPA FVG. Dal 1996 al 2023 in media in queste giornate il mare misurava 24-25 gradi. Gli uomini della Guardia di Finanza che nel cuore della 2 notti fa hanno mostrato la paletta dello stop a un conducente di una vettura con targa rumena a Gorizia. Lui che anziché rallentare e accostare ha accelerato, ha scartato e se n'è andato avendo evidentemente più di qualcosa da nascondere. Così che prima dell'alba di domenica è partito il lungo inseguimento che iniziato in territorio goriziano si è protratto fino in Slovenia, ha portato all'arresto di un 24enne cittadino rumeno, mentre altre 3 persone che erano con lui sulla stessa vettura sono riuscite a far perdere le loro tracce. Nuovo pacchetto di emendamenti per la manovra economica estiva del Friuli Venezia Giulia. L'intervento è stato approvato dalla Giunta regionale che ha assegnato al decreto di assestamento di bilancio ulteriori 67 milioni, rivolgendo particolare attenzione, ha spiegato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, agli investimenti a favore del comparto economico per i settori delle infrastrutture e dello sport, implementando al contempo la risposta alla necessità di sicurezza e alla sanità territoriale. C'è stato un incremento di 2 euro al giorno per i contributi per l'abbattimento delle rette delle case di riposo e previsto ulteriori 100 posti letto convenzionabili. Nel dettaglio, riporta una nota della Regione, sono state disposte misure per riqualificare alcune strutture sportive come la sede del Circolo Nautico nell'area di Porto Casoni a Lignano Sabbiadoro, 5 milioni, i velodromi di Pordenone 3 milioni e San Giovanni al Natisone 300.000 euro. A giugno 2024 la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività del Comune di Trieste ha registrato un aumento dello 0,2% a livello congiunturale e dell'1,6% rispetto a giugno 2023. A Udine i rialzi hanno invece segnato più 0,2% in un mese e più 0,8% in un anno. Lo rendono noto gli uffici statistica dei 2 comuni. Rispetto a maggio a giugno a Trieste sono aumentati in particolare i prezzi dei servizi ricettivi di ristorazione più 1,2% e di abitazione, acqua, elettricità e combustibili più 0,7%. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo poco nuvoloso e nel pomeriggio, specie sui settori montani più interni al confine con l'Austria, probabili dei temporali anche localmente forti sulla costa e sulle zone orientali, Borino, specialmente al mattino e la sera, in giornata venti a Reggione di Brezza, specie ad ovest, farà più caldo ma rimarrà abbastanza secco. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 34 e 38 gradi, sulla costa minime fra 24 e 28, le massime fra 33 e 36 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.